Al Liceo Classico Empedocle oggi un'interessante iniziativa sulle dispute empedoclee, i ragazzi si confronteranno. Ecco, quale sarà il fine di questa iniziativa, Presidente? Sì, il fine di questa iniziativa è, come al solito, portare il dibattito nelle scuole, aprirsi a quelle dispute filosofiche che affondano le loro radici nell'arte oratoria, nelle dispute medievali e che ancora oggi risultano essere di grande attualità perché invitano al confronto che non è mai scontro, al dialogo e soprattutto abituano al rigore metodologico, alla correttezza e coerenza delle argomentazioni e all'accettazione anche di un'eventuale sconfitta, perché tutto sommato si tratta di una gara dove due squadre, una pro e una contro rispetto ad una mozione stabilita prioritariamente, devono poi essere giudicati o vincitori o sconfitti per la correttezza delle loro tesi. I ragazzi come hanno preso l'iniziativa, con quale spirito parteciperanno a questo particolare momento? I ragazzi sono molto entusiasti e accolgono sempre con grande dedizione qualunque iniziativa il Liceo Empedocle proponga, a maggior ragione quando si tratta di un'iniziativa a livello nazionale che vede il nostro liceo unico protagonista del territorio agrigentino nell'ambito delle Olimpiadi nazionali di debate, e questa è la disciplina in cui ci stiamo cimentando, che, come dicevo prima, in fondo non è che un dibattito di tipo metodologico e filosofico. Come sappiamo il Dipartimento di Filosofia ha un ruolo centrale all'interno del Liceo Classico e per questo si è speso in nome e per conto di questa iniziativa a livello nazionale. Presidente, anticipiamo un'iniziativa che voi fate per l'indirizzo musicale che si svolgerà il giorno 24 al Teatro Pirandello. Sì, anche questa è una bella iniziativa che vede proprio i nostri alunni esibirsi in quelle che sono delle performance che ormai appartengono al curriculum d'istituto, perché sono la parte integrante appunto del percorso di studi del liceo musicale. È chiaro che con questi 2 anni di pandemia le performance sono naturalmente diminuite, se non del tutto relegate a delle conferenze online. Adesso riprendiamo a riappropriarci dei nostri spazi, gli spazi della città. Per gentile concessione del Comune di Agrigento avremo appunto la possibilità di essere ospitati al foyer del Teatro Pirandello. Inutile dire, uno spazio di cultura che ospita appunto questa scuola che vuole contribuire alla missione culturale anche della nostra città. Ecco, ci anticipi anche un po' il programma, che è particolarmente intenso e vario. Sì, è una classe di canto che si esibirà, quindi saranno tutte opere appunto accompagnate al pianoforte, curate dai docenti di canto, il professor Alaimo e la professoressa Pizzitola. Sono brani sia effettuati da solisti ma anche piccole esibizioni di coro, naturalmente tutto nel rispetto del protocollo anticontagio. Parliamo di questa iniziativa sicuramente interessante che vedrà il confronto tra le diverse anime degli studenti. Sì, oggi stiamo assistendo alla finale delle dispute empedoclee, c'è una selezione preliminare che vedrà poi la scelta della squadra che parteciperà alla fase finale del torneo Age Contra Plus. È un'iniziativa sicuramente molto importante per il nostro istituto scolastico, che ha visto impegnati alunni di tutte le classi, sia del triennio che del biennio. I nostri alunni, devo dire, che hanno dato prova di grande maturità, perché hanno saputo accettare il confronto, si sono confrontati in modo molto rigoroso, portando avanti delle argomentazioni in maniera molto coerente e attingendo anche ad una grande preparazione, ad un grande bagaglio culturale. Sicuramente il ruolo dei loro coach, degli insegnanti, è stato determinante, ma l'impegno che hanno profuso i ragazzi è assolutamente encomiabile. Questa, tra le pratiche didattiche e tra le attività, se così possiamo dire, extracurriculari, è una delle più importanti secondo me per la nostra scuola, perché aiuta i ragazzi veramente a confrontarsi anche per una partecipazione consapevole a quello che è il dibattito che viene anche al di fuori della nostra scuola. Quando noi parliamo di cittadinanza consapevole, di cittadini consapevoli, i cittadini consapevoli si formano abituandosi al dialogo, al dibattito e a capire che non esiste un'unica verità e che le decisioni vanno prese dopo che c'è un accurato e fondato dibattito, fondato anche sulla lealtà. Quindi i nostri ragazzi hanno veramente dato grande prova di preparazione e anche di grande senso civico. Ecco, come si ci approccia a questa iniziativa? In realtà ci vuole molto lavoro di squadra, quindi bisogna essere affiatati con le persone con cui si è in squadra
quindi si deve fare un grande lavoro anche di cooperazione e collaborazione prima di tutto, anche ricerca, perché ovviamente dobbiamo essere prima informati prima di formulare una tesi e argomentare le nostre tesi. Il tema di oggi in discussione qual è? Il tema di oggi è il corpo è prigione dell'anima o meno. Sono consapevole che le squadre si stiano dibattendo su un tema importante, ma sono molto competenti. Infatti ho notato che entrambe le squadre hanno fatto un gran lavoro anche di ricerca e sono bravi anche nel argomentare le loro tesi, sono molto corretti e precisi.